Potente, agile, precisa ed innovativa, fate spazio alla nuova Toyota GR Supra, Ford svela Puma, crossover di ispirazione SUV, Suzuki invece, grande protagonista del Parco Valentino Motor Show di Torino. Tanta potenza, agilità e una precisione da fare invidia ai migliori chirurghi. Dopo 17 anni di inattività torna a rombare il motore della Toyota GR Supra, sport car giapponese che non ha di certo bisogno di presentazioni, vero e proprio sogno di ogni smanettone che si rispetti. È stata progettata dalla divisione motorsport del marchio che per testarla l'ha messa a dura prova al Nürburgring, il teatro perfetto per ogni sportiva che si rispetti. Un'auto figlia dell'esperienza maturata da Toyota nelle competizioni motoristiche, in grado di emozionare anche i più integralisti. La configurazione è sempre la stessa, una biposto con motore anteriore e trazione posteriore, il frontale muscoloso ed enfatizzato dai gruppi ottici multiled, il posteriore studiato per ottimizzare al meglio la tenuta su strada. Gli interni ricalcano quelli della BMW Z4, anche se in realtà ogni dettaglio è studiato per massimizzare l'attenzione alla guida. Inutile dirlo, il bello sta tutto dentro al cofano. Grazie al motore turbo 3006 cilindri in linea, 340 cavalli di potenza e 500 Nm di coppia, la GR Supra raggiunge i 100 km/h in soli 4,3 secondi, mentre il cambio automatico a 8 rapporti regala cambi fluidi e veloci. In pista, come appurato sul circuito di Vairano, dà il suo meglio, ma la lungimiranza e l'esperienza degli ingegneri giapponesi fanno di questa bestia un'auto ottima anche per la guida di tutti i giorni. A settembre la consegna dei primi esemplari. Ford alza il velo sulla sua nuova creazione, si chiama Puma, è un crossover di ispirazione SUV che coniuga un design degli esterni delle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e l'innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid. Sarà in venta dalla fine dell'anno e rappresenta l'evoluzione della filosofia human-centric del marchio. Le proporzioni da crossover compatto con una maggiore altezza da terra garantiscono una guida comoda e sicura e una capienza del bagagliaio senza compromessi di 456 litri. L'efficienza nei consumi e le prestazioni sono garantite dall'avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batteria a ioni di litio da 48 volt. Questa motorizzazione potenzia il motore a benzina EcoBoost 1003 cilindri con un sistema starter generator azionato da una cinghia da 11 kW e mezzo che sostituisce l'alternatore standard, consentendo il recupero e lo stoccaggio di energia durante la decelerazione del veicolo e la ricarica di un pacco batteria di ioni litio da 48 volt raffreddato ad aria, disponibile con potenza da 125 e 155 cavalli. La motorizzazione mild hybrid monitora continuamente il modo in cui il veicolo viene utilizzato per determinare quando e con quale intensità ricaricare le batterie e quando, soprattutto, utilizzare la carica della batteria immagazzinata. A bordo, oltre alle più recenti tecnologie di aiuto alla guida, ci sono i sedili massaggianti e l'apertura del portellone senza l'uso delle mani, vere e proprie esclusive del segmento. Suzuki ha chiuso da grande protagonista la sesta edizione del Parco Valentino Motor Show 2019 tenutosi a Torino dal 19 al 23 di giugno. Durante il salone la casa di Hamamatsu ha svelato 3 anteprime nazionali in uno stand ispirato alla leggendaria Katana, dove si è vista anche la campionessa del mondo di pattinaggio Carolina Kostner. La novità più ammirata del salone è stata senza dubbio Jimny Gunn, che oltre a scatenare la curiosità per strada e nello stand ha dato spettacolo in una speciale area off-road, superando incredibili ostacoli artificiali creati ad hoc. Per il Parco Valentino Motor Show Suzuki ha allestito uno stand in cui hanno fatto da filo conduttore la giapponesità e la filosofia Katana, la moto più iconica del listino che prende il nome dalle mitiche spade dei samurai. A lei, esposta nella versione Jindachi, hanno reso omaggio 2 prototipi creati dalle divisioni Auto e Marine. Per quanto riguarda la divisione Auto è stata esposta Vitara Katana, basata su un esemplare 1004 Booster Jet 4x4 all grip in colorazione grigio Londra con tetto nero e spoiler in tinta. Star indiscussa del salone è stata, come dicevamo, Jimny Gunn. La presenza della casa di Hamamatsu al Parco Valentino Motor Show si è estesa oltre allo stand. 2 strutture adiacenti al parco hanno dato ai visitatori l'occasione di conoscere e testare le performance non solo dei modelli auto ma anche dei modelli moto, un'opportunità che è stata accolta da più di 700 persone e che ha fatto di Suzuki l'unica casa a dare al pubblico del Parco Valentino la possibilità di testare su strada sia le 4 che le 2 ruote.